Stefanati. No, dopo io sto sempre ogni giorno a casa sua. Discorso del studio che devo fare. Non io, che il comune che ordina, perché dice che non vale tanto la pena quel studio là? No, tutto vale la pena, non è questione che non vale la pena, però a mio avviso i soldi sprecai, perché questi 500 milioni, scusa, invece da spendere per studi, che miseria scavare, di dare una certa portata, di dare un certo fondale al fiume. E ora in questi casi, in casi di piena, il fiume è una portata e può smaltire l'acqua. Perché una volta invece il fondale era molto di più, una volta il fondale veniva dragato perché recuperava la sabbia, il ghiaio e tutto quanto. Poi col passaggio delle barche, da tanto, era molto più passaggio perché il trasporto veniva sempre per via acqua, pulivano il fondale. Addirittura quando le barche scendevano a valle, per rallentare la barca avevano delle catene, mettevano attaccavano delle catene per rallentare. Queste catene avevano il compito di muovere il fondo e tenevano pulite. Quindi che era maggior portata ora? Maggior portata perché era più fondale. Attualmente la media del fiume è di 3,5 metri. Cosa succede? Se con 30 metri cubi d'acqua, adesso che abbiamo qua, insomma, questa posizione qua, 30 metri cubi, se in caso di piena dovesse aumentare la portata, in caso di piena si raddoppia la portata, per defluire ci vuole una certa pendenza. Non avendo fondale l'acqua si alza e pertanto ecco gli inconvenienti dove stanno. Come si chiama io? Callato e Adriano, responsabile dell'impianto Silea Treviso delle centrali qui. Che queste centrali non sono dell'Enel bensì? No, della cartiera Burgo. Tutte e due? Tutte e due, dipende dalla cartiera Burgo, pur essendo adesso scorporate fa Elettroburgo, ma dipendono sempre dalla cartiera Burgo. E quando sei state costruite grosso modo queste centrali? Allora, qui a Treviso sta a costruire nel letto del fiume, hanno iniziato i lavori nel 47 e ultimati nel 51 e è andato in servizio nel 51. Quella del Ponte della Gobba. Quella di Silea hanno iniziato i lavori nel 50 e terminato nel 54. Per costruire la centrale di Silea hanno dovuto fare un taglio, deviare il letto del fiume di circa un taglio di 1 chilometro e hanno accorciato di circa 5 chilometri. Perché i dovuto? Come? Perché io vedo, hanno dovuto accorciare il cielo, perché tagliarlo? Per tagliarlo, nel senso, accorciando il fiume, hanno sfruttato nella pendenza con 5 km in meno di letto di fiume, con sbarramento, con un taglio di 1 chilometro, hanno sfruttato il salto. Quindi che sia anche il salto d'acqua sfruttato, insomma. Sfruttato il salto, perché se sa ben lui, adesso noi altri in questa posizione abbiamo circa 6 metri e tanto sul livello del mare, a Silea a valle abbiamo 1,70 m. Solo? Sì. Siamo così bassi? Sì. Non c'è 15 metri Treviso? No. Noi guardiamo sempre il livello d'acqua. Il livello d'acqua a Monte di Treviso è 8,58, punto 0 a Jesolo, un livello mare. Rispetto al mare? A 8,58 a Monte di Treviso. Cioè mettiamo Ponte Ottavi per dirlo? No, Monte delle Centrali, mi parlo sempre di centrale, Monte delle Centrali. A valle abbiamo un 6,30, un 6,40. A Silea, a monte abbiamo un 5,78, a valle è suscettibile a variazioni a seconda delle portate, a seconda delle piene, a seconda delle stagioni. Nel periodo invernale il salto aumenta perché col freddo si stacca diverse alghe e il fiume è più netto. Nel periodo estivo crescono delle alghe, crescendo delle alghe si ferma del materiale solido urbano che tutti scaricano, pertanto rallenta il deflusso e pertanto l'acqua si alza per defluire. Questo. Quindi le centrali state fatte nel dopoguerra che abbiamo visto? Nel 47 e sta Burgo. Sì. E quanta portata ha? Che stiamo in termini tecnici, cioè no portata, quanta potenza ha queste centrali? Perché la potenza, potenza giusto? La potenza è suscettibile a variazione del salto, è secondo della portata. È logico, più salto, più portata, meno salto, meno portata, più acqua, più spinta, vuol dire più acqua, più portata, più produzione. Questo è suscettibile a variazioni e varia. Cioè non è standard la potenza? No. La potenza è data dalla portata dell'acqua e dal salto. Più salto che c'è, a parità di portata. È che è suscettibile sto. Sì, a secondo delle portate. Attualmente in un periodo di magra. Questi sono fattori climatici, fattori che a mio avviso, essendo che il Sile è sorgivo, se ha decantato il materiale sulle sorgive, allora l'acqua non riesce più
uscire, ma bensì cammina per farle sotto, insomma. La gente magra questo periodo qua. Sì. E quindi questo periodo di magra? No, quest'anno è di magra. Però, quest'anno? Sì. Non solo adesso. No, altrimenti gli altri anni, gli anni passati, il periodo di portata maggiore partiva da novembre fino a febbraio. Adesso, avendo magra a gennaio, per quest'anno si prevede una magra, insomma, non c'è acqua. Addirittura? Sì. Ma viene a ciucciare in qualche altra parte? No, non essendo fatto neve in montagna, siamo i vasi comunicanti, non essendo acqua in montagna, bensì qua non arriva, insomma. Non è che sia chi tolla anche per Venezia qui acquedotti con questo e Ma qui è una minima parte, non ha niente a che vedere, insomma. Sì? Una minima parte perché a Quinto che sì, dei posti in cui porta via, ma non è che coincide tanto con questo. Ma diceva a proposito di piene, di magra, che se magra di gennaio, diceva Stefanato prima parlante, diceva che sei un classico che è magra che sia di questa stagione qua. Lui si sbagliare, nel senso... adesso mi mette in confronto? Sì, può dirlo, va bene. Il discorso è questo, che il periodo invernale col freddo e alghe non cresce e si stacca, pertanto il canale rimane più pulito. Rimanendo più pulito il canale è logico l'acqua si spassa, perché attualmente, ripeto, con l'acqua che avevamo, quei 30 metri cubi circa che avevamo adesso, fossimo il periodo estivo, a Silea, invece di avere 1,70 a valle, avessimo sui 2,20 metri, 2,30 metri più alto, perché è erbe e alghe e ostacolano il deflusso dell'acqua. Ho capito. E quindi come si dice, insomma, la produzione di energia elettrica queste centrali è in funzione, è invariabile, insomma. Se anche informavo anche... No, non è questione di informare, è il mio lavoro, pertanto mi sono aggiornato fino qua. Noi altri partimmo, adesso mi ho fatto le mensili e annue perché non si può fare giornaliere. Mi fa giornaliere, però sui specchieri, se non mi voglio 360 giorni, mi voglio 10 Queste è legate dotte dai medie giornaliere? Dai medi giornalieri. Ma io già dall'inizio che lavora così? No, del 59 mi sono dentro. Del 59. Del 54 ho trovato i dati da registrare, pertanto mi sono fatto. Ecco, la centrale è servita nel 54 ad aprile con un gruppo e ad agosto con 2 gruppi. Il salto, la portata... Qui è di Silea questa? Qui è più grande? Parliamo Silea sempre, Silea. È più grande quella di Silea? Più grande perché c'è più salto e più acqua. Perché Silea viene dentro a Storga, in Praga, e dopo viene dentro a Polveriera, qua un po' grande Polveriera. E Cristi, che è questo canale qua. Cristi si chiama? Cristi, sì. Che c'ha per l'acqua da Botteniga. Nel 55 noi altri siamo passati una media di 44 metri cubi al secondo di acqua, portata intendiamoci. Il livello a valle, vedo, variava da 2,17 a 1,73. A gennaio, mettiamo ipotesi, a gennaio nel 55 siamo andati a un massimo 2,17 e 1,73. Questi livelli quota zero mare. Rispetto al mare? Rispetto al mare. E si acciappa davanti a centrale ovviamente? No, a valle sempre, sempre a valle perché questi sono livelli a valle. A valle. A monte abbiamo sempre 5,78. Pertanto, teni i altri 5? Sì, 78. Pertanto la media da 2,17 a 1,73, questa è la punta massima e minima VUA a gennaio del 55. Io fuori una media di 3,88 di salto. Fatto con tutti i giorni. Nel gennaio, nel 55 avevo 3,88 di salto, dopo 3,78, 3,84, 4,7 ad aprile il salto aumentava. A fine questo dipende appunto dalle portate, da questa portata che come dicevo prima io alghe e anche dalla quantità d'acqua. Noi altri che abbiamo avuto una massima di 3,26, vuol dire a valle di Silea siamo arrivati a 3,26 con una minima di 1,53 nel 55, livello massimo che varia circa quasi 2 metri, vero? Il dislivello? Sì. Del dislivello? Del dislivello. In un anno? Sì, ho capito, nel corso di un anno. Nel corso dell'anno io muovo alla punta massima 3,26 e 1,53. Però non sapeva chi dice che c'è tanto regolare il Sileo? No. Ho sempre letto su tutti i libri di questo mondo. Ecco, mica tutti i dati registrati, perché ho i rapportini giornalieri di cui lo ricavà mensilmente e ho fatto annualmente, insomma. Facciamo una fotografia. E ora? Mi interessa. Nel 57 la variazione varia da 3,25 a 1,58. Punta massima sempre a valle. Sempre 1,70 m circa del dislivello. Ecco. Nel 58 da 3,66 a 1,83. Nel 59 da 3,77 a 1,56. Nel 60 da 3,62 a 1,66. Quindi se più
2 metri quasi. Ecco qua, 2 metri quasi. Di dislivello. Siamo passati, però nel 60 avevo massima portata, annualmente avevo una portata di 50 metri cubi. Vedo? Questa è la media sull'anno, di cui a gennaio sono arrivati quasi a 60 metri cubi. 50 metri cubi, come si dice, al secondo? Litri al secondo. 50 metri cubi al secondo. Al secondo. Ma come fai a misurare Valdi sta roba? Sì, va bene, questa è una digiuno assoluto. Quei dati di targa in cui l'acqua passa per le turbine, in funzione della produzione, in funzione del salto, si ricava la portata. Ah, quindi scientifici questi, non si discute? Se varia poco, insomma, si può dire al 100% che sarà una tolleranza all'uno più o meno, insomma, questo. Ma ho detto come si chiama? Sì, esatto. No, come smentevo. Il discorso nel passato di che i fiumi sono sempre portate costanti, siamo passati dai 60 a 50 metri cubi, nel 61 sono arrivati a 44 metri cubi. Come mai? Ecco, vuol dire che in questo periodo avevo meno acqua, siamo arrivati però con una punta massima 3,94 e 1,39, addirittura con quasi 2,60 di differenza a valle di Sile, tendiamo voi altri a Casale, sta differenza. Logico che più su che si va il livello diminuisce perché abbiamo un invasamento del mare, questo si manifesta a Sile, insomma, a valle Sile. Ecco, e in questi casi appunto di differenza così riportata, quanto incide sulla produzione di energia elettrica? È un discorso inverso, nel senso, quando che l'acqua si alza, aumenta la portata e diminuisce il salto, pertanto in queste condizioni non se ne vede poco. Ah sì? Bisogna avere la portata con un bel salto motore, insomma, un bel salto. Ho capito. Perché in questi casi la turbina non ha lo sfogo, pertanto non rende. E quindi Valtteri dice meglio queste condizioni come adesso ora? Sì, non come adesso, adesso abbiamo salto, però abbiamo poca acqua. Dovessimo avere il livello come nel 60, arrivare su questi livelli qua, sui 3,90 di salto, con 50 metri cubi, attualmente abbiamo 30 metri cubi, insomma. E quindi produce poco? Si produce poco. Tanto è vero, se lei osserva, nel 60 adesso facevo 1600 kW all'ora, media, parliamo sempre di media, e sappiamo un dato adesso, l'ultimo qua perché è giusto guardare quest'anno, nell'86, 1136 con 3,87 significa 1.600, bisogna una perdita di 500 kW. E come mai? Perché manca acqua. Ma c'è stata graduale questa perdita o no? No, partiamo dai portati, siamo passati, come ho detto, 43 nel 57, 45 nel 58, 45 nel 59, vedi che quasi 60 nel 50? Sì, 50 nel 60, 44, 43 nel 62, 44 nel 63, 40 nel 64, 46, qua aumenta nel 65, 43 nel 66, 40 nel 67, 39 nel 68. Si intende sempre media anno questi. 39. Nel 67 che ha scommesso calare un po'. Sì, 70 37, 38 nel 71, 39 nel 72, 37 nel 73, 40 nel 74, 38 nel 75, 38 nel 76, 42 nel 77, 41 nel 78, 42 nel 79, 38 nell'80, 37 nell'81, 35 nell'82, 35 nell'83, 38 nell'84, 36 nell'85 e 35 nell'86. Si può dire che questi ultimi, tranne in linea di massima, si è cagato. Dobbiamo variare, si mangia da 35 a 50, 15 metri cubi, insomma. E da cosa dipende allora? Sto benedetta. Perché c'è una sede un anno solo, una media questa qua. Dipende dai fattori climatici, se piove, perché se piove aumenta le falde e c'è una portata, se non piove, come quest'anno, è logico che c'è poca acqua. I salti, che sia solo dei fattori climatici o che sia anche dei fattori esterni, non so, degli emungimenti di acqua in qualche parte? No, come non penso questo, è solo siccome è sorgivo, tanto più che sul fiume, sul Sile, non so se sia corrente, noi altri abbiamo acqua del Piave, che viene dentro tramite la Piovesea e il Brentea, pertanto all'incirca viene dentro sui 10-12 metri cubi d'acqua. Non è che questa acqua quasi più avanti del Sile, ma bensì che abbiamo da Piovesea e del Brentea. Però resta un dato di fatto che in media che ne si manco, insomma. Precisamente.
I dati, adesso passiamo ai dati del salto, da 3,77 a 1,56 nel 59, nel 60 3,62, 1,66, 61 3,94, 1,39, nel 62 3,42, 1,33, vedete che magra è un anche, 3,13, 1,50. Boh, non niente mica sarà inutile dirgli, bisogna che eventualmente un domani iscrive perché sennò questa differenza è portata complessiva o sbaglio. Sì. E come produzione di energia, ora, da cosa si vede? Gallo anche qui? Tutto quanto. In funzione del salto, con 4 metri di salto e tanto, adesso qua bisogna fare le portate che mi ne ho fatto a portata mensile. Su questo produzione qua del 79, aspetta, vediamo, 78, nel 78 mi ho fatto le portate mensili anche, con i dislivelli mensili. Allora, a Silea avremmo fatto 1335 kg con 3,84 di salto, 41 metri cubi, nel periodo di gennaio che massima di acqua. Abbiamo avuto un'annata buonissima nel 79. Nel 78 più o meno si equivale al 79 come portata di produzione. Questi anni dall'80 in poi che si sta sempre peggiorando. Avevo un'impennata nell'82, 80 questo, adesso nell'80, vedi, a gennaio sempre portata massima alta, 38. Ecco, nell'81 siamo andati a 35 come portata, produzione 38, questo va a Treviso, mi sono sbagliato. Ho capito, ma e ora Valtri, come fa bisogno per la vostra industria? È sufficiente questa energia o no? Neanche all'inizio? Mai? Mai, perché la produzione è data solo esclusivamente per la Burgo, cartiera Burgo, però il consumo è molto di più dello stabilimento. Sì, non riesce a coprire neanche in 2 centrali che avete, non riuscite a coprire le esigenze di uno stabilimento? Posso credere. Quanto mangia questo stabilimento? Adesso una continua solo, pertanto un consumo. Una continua. Una linea di produzione, una macchina solo. Una volta nel 60 erano 5, 4, prima, seconda, sesta, settima, terza, 4 c'erano. 4 linee di produzione. E cioè entrava a cellulosa e veniva fuori a carta. Erano 4 macchine in cui facevano 4 formati di carta, 4 continue. Adesso sono arrivati una solo, vuol dire una macchina sola. Non riesce a coprire neanche una continua? Una parte si preleva dall'Enel. Ma che si dice sempre che questa energia idroelettrica può essere anche alternativa, diciamo, come fonte, può essere una fonte alternativa da sfruttare, sì. Ma se 2 centrali di questa grandezza non riesce a coprire neanche fa bisogno di una sola linea di produzione della Burgo, sì, lo posso credere? Non può credere, però uno si immagina quanto che consuma per produrre la carta una continua. Ecco questo. Perché se fosse avesse adesso fa la produzione per la cartiera, fosse per lo stabilimento di Chiariforte o fosse per officine altre, ne sarebbe. Sì. Ma è così costosa di energia allora la cartiera? Le cartiere sono mangiatrici di energia enorme. Precisamente. E una volta che era in riva ai fiumi così da andare avanti con le rode, che non era l'energia elettrica una volta, sì, ma le cartiere veniva sì, ma era una produzione minima rispetto alla produzione attuale. Cioè per dire, con una linea come adesso, quante tonnellate di carta viene fuori? Non so, si può quantificare. Questi dati non può dire niente. Non posso assolutamente, anche non sono all'altezza di dirli perché meno così, pur dipendendo da cartiera, non so. Ma insomma ora ritornando al discorso, se invece di fornire la cartiera volessimo fornire un paese di energia elettrica con una centrale così, se poi fiera. No, ma il discorso, bisogna dare discorsi tecnici, non si può valutare questo, perché il consumo, la produzione è dato il consumo del paese è a secondo delle esigenze. Se lui mi consuma mie chi, a centrale mi fa mie chi, è logico che serve solo pallone. Però se nel paese tu di quando fai economia in cui la sua lampadina è 25 watt, a che ne basta e che ne avanza, capisci? Ma un consumo medio, non so, studiando. Non si può fare paragone in questo senso. Perché sa bene che una famiglia media sta a 3 kW, insomma. Studiare 3 kW. Quante famiglie medie si riesce a coprire con la vostra centrale? Circa, qua a Fiere passa mie famiglie, significa mie per 3 fa 3 mie chili, insomma neanche per metà. Neanche per metà non riesce? Non riesce neanche per metà. Però non è questo il discorso è che bisogna sfruttare tutti i saldi idrici, nel senso energia pulita. Ecco. Non è un'alternativa che una volta
i nostri vecchi, va bene l'energia costava, sfruttava anche i 30 kg su tutti i canaeti, come ripeto, in città, erano tutte centraline piccole, più 30, 40, perché era competitivo e l'energia costava. Attualmente, essendo che il costo dell'energia è così basso, non è più competitivo, insomma. Però che se do fatti, uno e manco di sicuro, che queste centraline dopo impedisse il libero sfogo del corso d'acqua o no? No. Anche a risalita dei pesci, tutte queste robe, famose scale di monta che voi non avete e che dovreste avere, sì o no? Questo è la legge che lo dice. Va bene. Giustamente ho toccato un tasto in cui mi sta a cuore. Bisogna mettersi bene in testa che finché non si elimina l'inquinamento è inutile fare scale di monta, perché pensi non ne sei. Vuol dire questo? No, questo è esatto sinceri, perché gli anni 60, quando arriva a seminare, sinceramente non era niente. Però se non fermo le scale di monta non viene su il pesce dal mare, che poco fare bisate ne viene su, o sbaglio? Ma che ne arriva neanche a Silea. E da dove salta fuori le bisate? E farassa da qua. Anche qua le fai in a tutte? Sì, farassa da qua da qui. Ma insomma il problema delle scale di monta non è un problema? No, pescatori può darsi che sia un problema. No, parliamo per la vita del fiume. No, assolutamente, perché il Sile è morente, insomma, non c'è più. Grazie, ma è anche questa mancanza di scale è una delle cause che provoca la morte? No, assolutamente. Però sapeva ben che fosse, insomma, anche questo disegno. Sì, ma è logico, adesso giustamente non porta sto discorso qua delle scale, però è un'assurdità che esiste in cui non serve a niente, perché se servisse a qualcosa che è reato, sì, è giusto farlo, ma se non serve a niente, non fare cosa perché non serve a niente, assolutamente, questo vedo per certo che dico. Vabbè, ma prima o poi bisognerà arrivare a farle funzionare, insomma. Questo qua mi non so, cioè, competenza di chi sia questo. Ma come mai che noi in Lega fate queste scale? Questo non posso saperlo. Ho capito. Insomma dice che questo problema per la libera circolazione del fiume non è un problema, insomma, dei centrai. No. Mi sono d'accordo che bisogna aumentare i centrai, però noi provoca appunto questi sbarramenti. Assolutamente no. Ma non si può anche conciliare al limite, fare una centralina e allo stesso tempo far andare l'acqua stesso, non so, come si può fare? Oltre che... Cioè io dice che era piccole centrali da 30-50 kW, sì. Attualmente sono e mi blocca tutto il fiume, no? Cioè i corsi d'acqua interni o no? Sì, ma sa bene. Qualcosa che non si può appendere su qua barca, non si può più andare. Ora se mettiamo in quel piano là era tutto un altro discorso. Allora sappiamo il discorso i fiumi, perché hai anse, hai curve? Cosa serve qui? E serve per rallentare il flusso dell'acqua, altrimenti a base delle corse mi crea dei danni enormi in casi di piene. Allora anche le centrali in modo mi serve anche per fare da molla di invasamento. Perché il discorso è questo, lui adesso sembra il ponte della roba che c'è qua, tutti quanti dicono la colpa del ponte della roba e mica dico per certo, è sicuro che porto qua qualunque sia e dimostro di fatto che non siete il ponte della roba, perché tutti i canali che mi dentro prima della città dicono sparamento. L'invasamento del ponte della roba, siccome una volta hai due cascatelle, due briglie, ponte Garibaldi e San Martino? No. Cosa? Erano briglie? Briglie, Orco Cane, sfugge, Ponte Dante, quello là serviva per tenere un certo livello, che l'acqua non andasse su. Con la costruzione della centrale, ha livellato queste due briglie, pertanto non crea nessun problema ai canali della città, perché tutti i canali che vengono come siamo no, ora aspetta, prima che era due salti d'acqua e ora? Due briglie che briglie o salti d'acqua? No, briglie si chiama degli ostacoli in cui l'acqua veniva invasata. Sono fiume, sbarramenti, in cui c'è un certo livello d'acqua. Nessuno è il ponte Dante. Artificiali ovviamente. No, sì, artificiali, infatti. Quando ieri fatto? Secoli. E anche quelli servivano per tenere un certo livello il fiume. Era un sbarramento, l'acqua passava solo questo sbarramento. E invece adesso qua centrale Ponte di Copa, cosa è successo? Si sta livellati, pertanto l'invasamento va fino al ponte Dante. Non si vede più i salti, i cascatelle prima, però è lo stesso livello, insomma. Però il discorso c'è più, non andare più a monte, che tutti i fiumi, tutti i canali della città che si mette sul fiume, prima di mettersi sul fiume che si di sbarramenti, che era dei centraline una volta.
Mi dica qua che era centralina una volta. Ecco, c'è prima il Ponte Dante, centralina. Era una centralina Sì. Ponte Dante? E cosa forniva? A chi forniva? No, prima una volta era i mulini, poi era una centralina, energia che produceva. Dopo c'è Nella stata, zona del posto? non so, andava in rete. Come si può avere una mappa di queste centraline? Bisogna andare all'Enel probabilmente. All'Enel, o se no bisogna risalire tutti questi fiumi e si vede non che era cosa di centralina, non che era i mulini, perché se lui va anche al Ponte pescaria, Dante non te lo vedi però la centralina. è stata in mulini, se lui si mette davanti e vedeva che era lo scarico del sifone della centralina, so vede. E la centralina cosa funzionava? Come funzionava? Acqua, Sì, discorsi. ma Allora, cosa metteva in moto? Una turbina? turbina, E la turbina metteva in moto quanto il generatore di corrente, scherziamo. Se lui E adesso- una centralina come Ponte Dante, quanto produceva? Dipende dalla portata, era poca Sì. acqua e faceva 70-80 kg, non sento, non so, insomma, adesso questi dati non ne go. Però il discorso adesso, mi parlo sempre di parte di piena, adesso il Ponte Dante che l'acqua circa 50 cm più basso di una volta della centralina. Che 50 cm. Adesso ci sono i problemi. Una volta che l'invasamento era 50 cm più alto non era i problemi. E ora cosa sei le cause ora? Le cause è che tutti i canali sono sporchi, sono delle strozzature che tutti quanti, dove passa l'acqua, si va in tasà e cosa succede? Che l'acqua non deve fluire più, quando che c'è una portata minima l'acqua passa, quando che piove che la portata aumenta è logico, per defluire si alza e va sotto acqua, ma non si dipende dalla centrale, assolutamente, perché se lui, come dice la Botteniga, che avevamo gli sbarramenti del consorzio, delle paratoie là, andiamo su il Ponte Dante della centralina, guardiamo il Sieto, vediamo dentro a San Leonardo, è una centralina che è a San Leonardo, sul caso Canada. Pertanto abbiamo di sbarramenti prima di mettersi. No, era San Leonardo, dopo, Ponte Dante, dopo. Ponte Dante a San Leonardo, dopo diverse dentro in città. In pescaria, capito? Anche pescaria Madonna Granda, dentro la Madonna Granda anche là è una centralina. Sì. Che canale che sei, Madonna Grande? Che passa dei convertite che va in Piazza Grana. Allora capito. Ha diverse centraline, mulini, centraline, insomma. E quello non provoca problemi, insomma. A volte i problemi sempre stai, logico, però il problema adesso non è in quanto mi parlo del fiume del Sile, non mi interessa, sì. perché non è una competenza mia. Il discorso è questo, mi dico questo, che tutti i canali prima di mettersi sul Sile era di sbarramenti, adesso che abbiamo i livelli più bassi e crea dei problemi. E ora, questo dici tu dell'alzamento dell'acqua al Ponte della Roma, ma bensì da altre parti che bisogna studiare, che non è di competenza mia di dire, perché bisogna che sia di competenza. No, ho capito, no, interessante sapere il discorso. E me se si vuole, qualunque sia, il porto sul posto è di fatto che fa vedere, insomma, che non dipende dal Ponte della Roma, dall'invasamento della centrale. Che dopo mi dice che essa, che una volta si vede Cascatei, che era tutto quanto, per carità, posso dare atto che era più bello vedere Cascatei dell'acqua. Però per gli inconvenienti dei piene, delle alluvioni della città. Quindi in teoria, comunque adesso che queste due grosse centrali, chiamiamole grosse, anche se abbiamo visto che... più grosse, no, sempre le centraline, specialmente quelle di Silea, insomma. Però si potrebbe fare ancora, ora voi no. No, Perché? Perché non c'è più salto? Si Da può San saltare ne altre? No, Perché? Noi invece avanti, insomma. No, come fai a saltare in altre centrali? Se noi altri adesso dal Ponte della Roba si invasa, pertanto un invasamento, se mi fa una centrale non ho più salto motore, come fai a farlo? Capisci? Non afferrano il discorso. Si può crearlo bene, No, qua no, perché ormai c'è... Da Silea, a valle di Silea, al mare, abbiamo attualmente 1,64 m di dislivello. Come fai a fare salta fuori un salto sul tratto da Silea? Va bene. Perché se io mi fa un sbarramento, mettiamo a Casal, no, facendo sbarramento a Casal mi invasa l'acqua a Silea, mi porta via il salto a Silea, capisci? Perché non si può più. A Silea può farlo quella volta perché di Gattaià, allora accorciando il fiume del Silea, cioè adesso a Silea, dove c'è la possibilità di accorciare il fiume di 40 km come se andare a Jesolo. Non ho capito, ora non è più possibile, insomma, in poche parole. A Silea è stato possibile perché è stato tagliato il Sile e dopo. Accorciato di 5 km, dopo dal Ponte della Roba fino a Silea che era una certa pendenza perché l'acqua aveva. Allora è fatto un invasamento che il ribulcio della centrale Silea arriva fin qua, insomma. Ho capito, ecco. Quindi da qua in mezzo a sti tratti non si può più fare. Nessuna. Ma a monte sì, però che è San Martino. San Martino a proposito, a chi vai là? A Sedellene. Quanto produce? Poco, qui produrrà sui 200 kg.
in automatico sei sempre più ferma che non fai in servizio. Perché si ferma addirittura? Succede inconvenienti, va in blocco l'oscillatore, va fuori servizio, rimane fuori servizio fino a non viene riattivata la squadra che viene da Scorsese. Perché non così operai fissi ora? Precisamente. Non ne segna che uno? Neanche uno. In automatico. Addirittura? Sì. Ha smesso per modo di dire? Va bene, se tutto va bene, se capita un imprevisto va in blocco, va fuori e rimane fuori servizio. E qui a fare danni? Alza un poco qui. Non so ritenuto dirlo, è logico che insomma abbastanza. Alza più di che altra te dici? Perché? Il fatto è questo, una centrale come il Ponte a Roma Silea ha già custodia, pertanto nel momento in cui di piena noi abbassiamo il livello, vuol dire a monte abbassiamo il livello, passando il livello vediamo una certa pendenza. Produce manco energia? O addirittura fermiamo la centrale, giustamente, per non andare incontro agli inconvenienti, perché torniamo al discorso del prima. Se l'acqua è stagnante, a monte e a valle fa stesso livello, vasi comunicanti. Però con una certa portata, per dei fluidi ci vuole una certa pendenza. Più portata che gasè, più pendenza che vuoi. Se il fiume era quella portata, vuol dire perché il fondale era quella, se mica un litro di acqua, il livello si alza andiamo 1 millimetro. Se con 100 litri di acqua aumenta 10 mm, se invece di 100 litri con 1000 litri, logico aumenta ancora di più, perché la portata è quella, perché il fondo è questo, insomma, se mi non verso l'acqua quasi è qui. Allora, noi altri, quando ne aumenta come l'anno scorso, che avevamo una piena a gennaio, dobbiamo fermare a centrale e non passare il livello. Passando il livello a monte di 30 cm, il nostro invasamento rimane sempre costante, non ha crea problemi. Invece a San Martino in automatico, non so, come si sia andati in finita, in modo che aveva l'acqua abbastanza alta. Cioè, Sant'Angelo ieri sotto acqua? No, di Sant'Angelo eri sotto acqua, ero già a San Martino. Io capivo che ancora che il Ponte Roma non serve a niente, il Ponte Roma serve solo per i 4 cittadini della città e basta. Tutti inconvenienti a monte e a San Martino, mica vi dico questo, che a San Martino il 31 di gennaio io avevo circa 40 cm di acqua più alta, in centrale. Si immagina a 1 chilometro più su che aveva 1 metro più alta. Scusa, aumentando la portata, aumentando in centrale il livello, si immagina a monte cosa che era, ma scherzi. Perché a monte c'è di più, scusa? Se sei 40 cm in centrale, sei 40 anche di alta? No! Perché? No, di più perché a secondo della portata, porco cane, a secondo della portata, se migo 40 cm mettiamo in centrale più alta, più a monte che avevo e più alto se alza il livello, ma scherziamo. No, bisogna che riesci a ferrarlo perché so duro a capire. Male, portata normale a un certo livello. Aumenta o diminuisci alzandosi? Come aumenta la portata? Dai. Adesso capisco, tra un mese capisco. La portata è a un certo livello. Adesso sì, normale. Aumentando la portata a parità di portata del fiume, vuol dire aumentando l'acqua a parità di portata, per i fluidi bisogna che si alza. Ma questo sì. Ecco. Se mi in centrale, mettiamo ipotesi, con l'acqua più alta, matematicamente più a monte che andiamo e più si alza. Perché? Perché non siamo in condizioni normali di portata. Perché abbiamo già una portata superiore o il doppio del normale, pertanto per dei fluidi, essendo che il fiume ha una certa portata, per dei fluidi bisogna che si alza. Oh Dio. Oh no. In testa chi canali bisogna dragarli, scavalli, perché anche a Torresana, che io ai mulini a Torresana, mi telefono delle volte non è anche così, ma insomma a Torresana si rende conto che lui che si un sparamento, non è anche niente capito, ma scherziamo. Quando che Torresana è sotto acqua, è colpa che casa San Martino? Che sia, e tutti quanti pantano a 3, tutti quanti sempre Ponte della Roba, perché Ponte della Roba? Perché i nostri... I nostri? No, tu emo. E mi sono dal consorzio, ho detto, ma ingegnere, se questo già battuto la paratoia del Boteniga, il livello è qua, no, lo sbassa, sono sempre condizionato da questo livello. Se mi porto da qua, l'acqua c'è sempre questo livello che mi sono condizionato, pertanto non stiamo... Ho fatto per me centrale, sono andato a misurare, vedo ingegnere, da via, ma non ho dato la soddisfazione ancora. Ma come si fa a parlare con certe? Se mi questo livello qua l'acqua con questo qua sto sempre condizionato a questo livello qua. Più acqua che sei, più se alza qua, fa dei problemi, ma no, qua basta, mi qua posso mettermi da qua e basta. Ho capito. E ora, e comunque, va bene, adesso ho capito come che sei, giustamente, io dice. No, questo sì. È morto? È morto, sì.
Più altro, in modo che sul silveccio c'è un ricambio di acqua, che è sufficiente. Che dopo a partire del casiello che c'è acqua, questa è due che pavan, tappando l'acqua così, perché pavan con la peschiera, sta portando quasi tutta l'acqua. Dove c'è sto pavan? È l'allevamento delle trote qua a casiello. Pertanto l'ultimo tratto che tu vedi nell'imboccatura del silveccio qua, con questo qua, là c'è stagnante l'acqua. Perché Va bene, ma ascolta ultima cosa che poi siamo di vai a casa sua, ma è adottiva. Ma se è possibile fare altre, riattivare nei mulinetti fermi a Torresana, Graneo, in fondo riattivare anche quello del Graneo, delle centrali elettriche là, sarebbe possibile? sì, Possibile, però non senza... è competitivi. Perché non sei competitivi? Perché il costo adesso, il costo di gestione, il costo di mettere in servizio con la produzione non è più competitivi. Attualmente se la Burgo dovesse fare ad oggi una centrale così non sarebbe più competitiva, perché da montare su un salto d'acqua come Torresana, che ormai è fermo come mulino, c'è poco di dislivello, però oltre 1 metro ma rende poco, c'è poca acqua anche. Sì, guardando ma bene. un San Martin veniva fuori, però una centrale come San Martin? No, assolutamente. Non sono mai nato a Muri. Se mi sostami da Torresano una volta là al mulino, però c'è poca acqua fuori là. Adesso non so che ha portato che sia, ma poca acqua. Là. Comunque sarebbe possibile fare una centrale con quello che dà, sì, che dà. E allora sommemo tutti i saldi che abbiamo. Sappiamo, parlo, questo di certo, la Piavesea, che c'ha per l'acqua da Nervesa, la battaglia, mentre dicendo su sussidio 11 salti, di cui era 2 anche della Burgo. Adesso in servizio mi sembra che siano 3 centrali, queste 11 che erano 11, pertanto 8 SFR. E là c'è una produzione di 100 kg a 120 kg per una, pertanto la produzione che sei. E qui è che sei il salto perché ne puoi mi sbassato e si fermi perché ne sei competitive. Allora bisogna pagare la gente a casa senza niente, sarebbe meglio riattivarle, anche se c'è un costo del 100%, magari se un ricavato del 50%, ma non c'è un 50 che viene dentro che non fa pagare il 100% la gente a casa in cassa di intervenzione. Ora mi sono d'accordo su questo, ma comunque adesso parliamo teoricamente sul Sile a monte, mi stavo sarebbe possibile riattivarle, cioè fare addirittura qualche centrale volendo? Sì, ma i saldi sono minimi che la spesa non è competitiva, insomma. Il problema è la competitività, sì, non dello squilibrio geologico, cioè idrologico. Idrologico no. Ne portaria danni? No. Secondo io sì. Facendo i più dovuti criteri? Con i dovuti criteri, dai un certo fondale al canale, in modo che in caso di piena abbia la condizione di superare le certe piene e basta, perché adesso si intasai, è logico, se viene a piena solo anche la Torresana così, i canali sa come è tutto sporco, non si immagina come è alza. Torresana è sempre sotto? Ma il Torresana da sotto dopo che ha fatto i ponti da agenziare, perché dai Gascavai un tasara là sul letto del fiume, non si fondare là. E ora cosa succede? Non essendo fondale là, quando aumenta l'acqua, parte fluire si invasa per cascasolo. Ovvio. Una volta nel 60 avevo 60 metri cubi di acqua. E ora, quando si parla di questo, vuol dire una volta era più acqua. Se come il discorso di adesso, l'acqua è più alta a valle, perché è più alta? Perché è più portata. Avendo lo stesso fiume, stessa portata, non so se questo è il fondo del fiume, mi ne passo un metro cubo d'acqua, si alza 1 centimetro, ma se io ho 10 metri cubi d'acqua non si alza, non 1 centimetro, ma si alza bensì 10 centimetri, capisci, no? Avendo sempre la stessa portata del fiume. Adesso la portata del fiume si deve diminuire perché è tutto intasato, è sporco, e quando che piove, che aumenta un po' la portata, l'acqua quando è fluido che si alza. Non le sante marone che ti affermano. Capisco il discorso? Sì, va bene. Però vuol dire che una volta, quando noi eravamo figli, significava che era più acqua, e avendo più acqua, l'inverno stava più su. Man mano che diminuiva l'acqua, su questo siamo d'accordo. Ma quello mise appunto per contestare l'idea che sia stato ste centrali a fare sto danno, diso per il fatto le centrali bloccando lì hanno alzato il pelo d'acqua esattamente come era una volta. No, mai. Come no? Siamo per mascarsi 2 volte. Adesso fino a dove di più era? Mai più basso. Siete capito Bupa che per tirare la barca quello? Io sto parlando di 300 anni fa quando arrivavano nel porto di Treviso. Più basso. Quando arrivavano più basso.
Più basso. Adesso siamo più bassi? No, siamo più alti adesso siamo più Cioè alti. tu adesso, se siamo per che sotto sul ponte te trovi i griglie, sentite voi se potresti con l'acqua che c'è attualmente, lasciando perdere il suo impedimento della centrale della roba, potresti arrivare in città a Treviso. Sì, perché noi abbiamo barche grandi, piccoli. Tu potresti arrivare e ora te concordi con me che la situazione delle centrali elettriche ha riportato il livello del fiume allo stato di 300 anni. No, perché adesso una volta che lo so, e l'acqua della fermata si gassa anche su un vaso per Sì, va bene, ho capito, ma questo lo dico per contestare chi dice che le centrali elettriche hanno causato la sconfitta di Treviso, hai capito? Mi dice che non è affatto vero, perché di fatto si ritorna a una situazione antica. Pochissime volte non era barato, non era cazzo, adesso l'eutrofizzazione adesso perché non è a causa soprattutto delle dell'inondazione di Treviso, mi dice l'inondazione è sempre stata. è sempre stato, non è storia sempre stato, quando bisogna di San Ivano a Sant'Angelo, visto le carte che Petroni, però soprattutto colpa di Molini di San Martino. San Martino, che adesso c'è centrale, e giustamente niente, dico, ieri sera mi sono per ieri sera la centrale di San Martino era fuori spazio, perché i gruppi non stavano dentro. La quantità d'acqua, perché c'è stata una volta, non era asfalto, non era niente, non era. Adesso quando viene un nuovo fatto, in tutta il canale, in 10 minuti, un quarto d'ora, viene una massa, un'ondata d'acqua che il fiume, nel senso, il fiume porta, però è un innalzamento di livello. In quel caso cosa fai? In quel caso noi altri primiamo spassiamo il livello, ma noi altri qua per spassare il livello a Ponte della Roba noi altri possiamo andare a quota zero, perché abbiamo un impianto efficiente che noi altri possiamo portarsi il livello a monte uguale a quello a valle, che San Martino non puoi farlo, capisci il discorso? San Martino ieri sera a monte io devo arrivare almeno senza esagerare 20 cm più alto il livello. Se deduce questo, qua, avendo 10 cm più basso, come siamo telefonati, già 20, il Ponte della Roba a valle, su 3,5 km, avevo 60 cm di acqua più alta, su 3,5 km. Se ti pensi che San Martino, che aveva 20 cm in centrale, a livello più alto, per conto a Ponte Ottavi e in su aveva un metro più alto. Ma scherziamo? Abbiamo avuto sotto acqua, adesso che livello siamo solo a livello del mare. La metri 2,50 m. Pensavo che potessi per passare. A Ponte Grande fa un po' via. Attento. Hanno ragione. Non è una parola. Tipo così, perché mi spiace sapere certe cose. C'è una città che prima di sussidi di sparamenti. Ti dirò di più che il Botteniga, dove da prendere la Sappe, che arriva il Botteniga della Pia Vesera, che c'è tutta diramazione. Tutta la diramazione dei canali dei Cagnani, tutti i giuramenti, casini da quel livello, a livello a monte del Ponte della Roba, c'è 3 metri e mezzo di livello, dal livello della Sappe. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'innalzamento del Ponte della Roba non ha niente a che vedere con l'innalzamento della città, perché tutti i canali, prima di mettersi sul fiume Sille, tutti gli sparamenti al consorzio. Adesso qua c'è la curva, vedete 2 paratoi, 3 paratoi, e il fondale della paratoia, mi dico più a sotto, è più alta del livello dell'acqua a valle. Cosa significa? Se mi aveva l'acqua qua, o qua, mi sono sempre condizionato da questa battuta. Andiamo su, al Ponte Dante, mi era una centrale una volta là, ti trovavi l'acqua, qui c'è un salto, mi mette sul Sile. Andiamo più avanti, dentro l'ospedale sul canale, mi sono dentro là c'è la centralina, là, qui c'è i paratoi, che è un salto di differenza ancora alla fine della 50 cm sul su. Là, che paratoi è, cosa succede? Quando mi sono roba, così, si mette a cavallo. San Martino. Niente, sai cosa fare stamattina? L'abito che modifica il paratoio, bisogna fare insomma un sistema sul Sigue o in altra parte, in casi di stravaganze così, che le paratoi siano efficienti di smaltire l'acqua, tutta l'acqua senza che la centrale sia fuori servizio. Vuol dire questo? Perché io non posso andare a il paratoio più centrale che smaltisce l'acqua, cioè i più o meno.
adesso dove funzionare la centrale c'è tempo anche... Sì, ma non può funzionare la centrale, perché se viene un verde Adesso no. non si riesce a pulire la griglia, è logico, va in blocco. Dando in blocco crea ancora più danno, perché nel momento in cui va fuori i gruppi, che un rigurgito, perché dà in giro l'acqua così, è un invasamento, perché la paratoia, avevo comprato tante volte, le mie variazioni sempre 50 kg, e sapevo tutto qua nel registratore. Un invasamento, un rigurgito, che qui si provoca un'ondata, la lenta, tanto si invasa a San Martino, e rallenta il flusso e si innalza più a monte. Ieri sera, ripeto, noi altri qua, da qua, avevamo 60 cm di acqua in più, che avevamo più diverso perché San Martino a livello, l'acqua a livello io sì, condizionato, perché io abbiamo a Briglia che è alto davanti, io costato. Dopo una Briglia che è il ponte Garibaldi. Anche se non altri due sono su a livello purtroppo mi sono 30 anni e cosa hanno avuto quando tanto come domani? Non avevo più dormire fin domenica di sera, non avevo più. Io vedo che anche broccare. I problemi sono ieri sera, quando che Marchito ha detto non Barto, non era questa parte, noi altri avevamo macchine vecchie in gruppi, da un momento dopo 2 serate. Il paratore laterale, uno dei altissimi 30 metri cubi, verrà trovato, pertanto noi abbiamo usato 60 metri cubi, così in 10 minuti si è raddoppiata la portata del fiume. Perché? Perché passa tutto il cemento, tutti i canali così, arriva, non mi piace, arriva, una volta assorbiva il terreno, mi assorbiva, parla, no, ma che cazzo c'è? Se si pulio, l'acqua fiume era più portata. L'urbanizzazione in cui non c'è un criterio e quando che piove, siccome che piove quando è canale l'acqua, e ti dico un batter d'occhio. Questo è il guaio. E cosa bisogna aver fatto? Cose semplici da fare, ma non si possono fare, bisogna fare cose difficili, spendere miliardi. Ma nel caso di questo fatto, una cosa semplice, cosa sia? Che ho detto prima, l'urbanizzazione, cosa bisogna fare? Perché se io urbanizza e farei tutti d'accordo, ma tutti vogliono avere il tombino, anche ieri sono andato acqua, scusa il tombino. Giustamente, devo criticare il punto sotto passaggio della fiera, ieri sera quando è centrale non tanta acqua così. Quando andiamo a fare i lavori, se una volta il tombino da 10, io ho messo da 15 perché ho detto che è sufficiente, ma disgraziato, quando fanno butta un tombino da 50 e siamo sicuri che scarica tutto quanto. Sotto passaggio ieri sera non fa acqua così. Ora, i lavori devono fare con un certo criterio, non si può dire basta 10 perché è sufficiente 10 e non prevediamo che un domani non è più sufficiente. Ora, nel momento in cui si fa l'opera, spenda 1000 franchi in più non c'è niente. Adesso non c'è più l'incompetenza, questo è il discorso. No, perché metti dentro, va bene, Davide. Per contenere le inondazioni a valle delle centrali di Silea come Casale sotto acqua, l'unico sistema è quello del ghiaccio. E mi viene da ridere, da Porta Grande a Caposini in fondo, che si è metà perché tutte canelle che ostacolo di flusso. Ora, mettiamo il canale, non serve fare gli argini, perché l'acqua si mantiene dentro sul cosetti sul bacino. Ma è uno scherzo di dragare un fiume così? Come resistenza? Come? Cioè è una resistenza. Dragare tutto un fiume? Solo, no, non solo dragare, basterebbe solo che i comuni tagliassero lo spazio delle erbe, perché adesso il Paolo che passa, che io sapevo, non so, il Barcon Paolo, qui passa una volta a settimana, qui là dall'anno scorso adesso che passa, mi ha mantenuto il Sile con un livello di circa 50 cm di passo, perché qui passando carico, muove e tenetro, capisci dove devo dire? In modo che voi altri a Sant'Angelo andare sempre sotto acqua, andare sempre... Adesso più di una volta. Sì, sempre più. Quest'anno alluvione, 5 anni fa. No, 2 anni fa, in gennaio. No, che altra volta, ieri era... Il tuo... del Muiccio. Torriano? Sì. Abbiamo fatto un casino, ma sta capendo qua. Ho fatto un casino amati. Ma sai qua Il Roberto, quello che fa. Roberto tutto. Ma sai che è uno? No, ma è impossibile, guarda. E il muoio che
ma sai che Torresano telefonava sempre a Ponte Roba, perché diceva siamo noi altri che teniamo l'acqua alta. Ma ho detto, ma un bel momento su Torresano, hanno altri un momento da fare, se non lo capisci, che è uno sparamento, perché ho detto da San Martino, hanno altri che 2 metri di differenza di dislivello, pertanto ho detto, noi altri siamo fuori, non ho problemi. Adesso bisogna guardare bene, qui è che sarà un altro poco, perché avremo il scivolo ponderante, qui mi penso se la alzata siano 30 cm, 20 cm, 30. Quello è ponderante? No, qui ho dentro in ospedale, perché bisogna piglia il scivolo ponderante. Invece qui è ponderante, già sta a mezzo metro di acqua. Però noi altri, se siete passi ancora, una volta che la centrale è sempre di bello a monte il ponderante. Adesso l'acqua è 50 cm più bassa dentro. Eppure essendo 50 cm più bassa, è ancora a cascata. Che ne so? Vuol dire che il sile riceve, vuol dire che non ha niente a che vedere con cos'è col sile, tutti quanti i interventi che vedete in città. I becci, perché gli ignoranti, perché non bisogna dire col sile, mi parlo sempre della diramazione della sappe, io avevo fatto un scivolo, aspetta, vado via? Sì, io avevo fatto un scivolo, questo scivolo sul Botteniga, per la circolazione della città del Botteniga, commissionava un certo passaggio dentro l'acqua in città. Cosa hai fatto? I nostri tanti tecnici del comune, gli ha battuto il scivolo, perché? Perché abbattendo il scivolo c'è la possibilità che l'acqua fa reso per Botteniga, però c'è stato un gran errore perché battendo il scivolo il livello si deve abbassare, invece l'acqua dentro in città ha fatto circolazione esterna, passando la circolazione esterna, qui deve stare sempre dentro perché insegna, l'esperienza insegna che c'è acqua che corre come se permanente, però se l'acqua è stagnante, poca acqua, si decanta materiale. E oggi, e domani, e dopodomani, si deve cantare finché sei tutti in casa la città. Invece la città mi vuole tenere netto e chi passa acqua, perché la pulizia è fatta tramite l'acqua. E sto passare l'acqua se possibile, il vostro alzare il livello non impedisce che passi l'acqua. No, l'acqua può scorrere tranquilla. Perché ti ripeto che da Pedra Sappe a livello a monte Ponte della Roba ci sono 3,5 metri di dislivello. Addirittura. No, io ti dico. Perché? Perché il costo di fabbricazione, di investimento non compete con la produzione che mi ha resa. E ora adesso praticamente sarebbe un assurdo di fare altre centraline, non so, centraline vecchie che sei in fondo che magari i salti già predisposti, perché non le utilizzate come centraline? Punto di domanda. No, non conviene, un momento, non conviene col costo. Però se dobbiamo pagare la gente casa senza fare niente conviene sempre, vuol dire questo, se noi altri a roba si giriamo in casa invece da comprarla fuori l'energia, non mi costa 10, non mi costa 100, però non ho bisogno di che altri, e ora c'è sempre conveniente, però se attualmente i costi sarebbero altissimi di creare una nuova struttura non compete. Ma ti risulta che noi chi va a restaurare l'acqua e la ruota un poco salto, quindi sono solo qui, su Piavesea, io ero 11 centrali una volta, io passavo 80, sempre qui, 150 a secondo del salto con la Piavesea, era ferme, adesso comincia a ripristinare in automatico. E questo è conveniente, però è già perché è già l'impianto fatto, però se mi va ma perché si butta la turbina è già esistente e fa una modifica o chi modifica il generatore, mette il generatore a sincromo non essere sincrono, però con una piccola spesa completa. Però se uno dovesse fare la struttura, costruzione, io guardo, no, non compete, non conviene. Sposti i lavori, sono venuto tanto, tutto per non usare, cosa fare? Ma chi che aspetta? Comune? Chi la regione ha messo fuori, non sapeva, ma sono moderate poco, ma le deve scale di moda. Dove deve scale di moda? No, non deve fare, ma è però guarda. Sai che si mi dà una barca perché la politica, tu sai bene che ti si può portare su un passaggio, ti dispone una discarica. E le discariche bisogna che sia autorizzate, controllate, prima di portare i fanghi, così, bisogna fare analizzare i fanghi, bisogna vedere che condizioni che c'è, bisogna, è un discorso che non sta in cielo in terra, è più inquinante in acqua in cui a quando ti tinge l'acqua e sa bene, o se meno inquinante sulla busa che è sola. Io poi domando da cretino, sarà sempre meno in cosa ti
inquinate sulla cava e basta. O no? Perché io amico mi scavo mentre io si da là e si fa una piena via e con la barchetta piccola, con la guida tosso tutte le erbe e butto sulla barca grande, perché dopo la barca grande la butto sul cassone e poi però le cave e l'ho piena e poi con l'agricoltura. Questo fa l'agricoltura, è così. E non so qua, è vero. Perché mica aveva presentato, l'unica presenta questo. E noi con la singola quando si è fatta riunione per un attimo la barchetta con gli altri, e tu parla un po' del Sile e fai il discorso che tu hai prima. E non viaggia da questo? Sì. Perché deve tangenti, io ho previsto 50 milioni, per fare un tipo di sull'attazione di 50 milioni. Aveva un appalto per 5 anni e mica faceva il lavoro. Ne fa serio? E dopo carica piano, aveva caloni e tutto, andava io. Con il cassone, arrivava il camion, la gru si buttava e metteva sul volo. E devi presentare il progetto tutto? A chi? A Gianni Civile? Alla provincia. Alla provincia? Che il periodo era del preciso. Mi ricordo si metteva solo appunto, ma adesso che come sia il taglio del sito. Io sta a settembre del 50. Tanto è vero, perché devi dire 50 e non 51? Perché a te aveva farmi lo botta tanto è vero che a vendemmia non fa vendemmia prima della l'uva, altrimenti in italiano le video fa la vendemmia prima perché non aveva fatto l'esproprio per tanto da chi le vede a terra era proprio i campi del Conte Montenegro. Conte Montenegro. Guarda che Mona hanno fatto la fotografia. Argomento per argomento. No, mica toccare rinuncio a affrontarlo, penso che affronterò su un altro libro perché non che sto qui dentro al cielo solo. No, vedo sta qua a casa dove sono andato a vedere. Non mi sono fatto qua. Ah, guardi che vivi a terra sulla zona qua. Quanti campi avevi, guardi, per curiosità? Noi altri, siccome è un discorso. Ieri in mezzodria, no? No. Ma sei? In affitto. Come ti chiamavi tuo padre? Benvenuto Caldato. Sì, Benvenuto Mazzolo, no, nessun soprannome, Caldato. Da casa qua, tutti ricaldati. Nel 28 due diramazioni si erano diviso, pertanto a casa si è diviso i campi, sempre del Conte Montenegro. Era una parte, 18 campi circa ramo del Menono. Piano. E ora dove è il taglio? Ora qua? No, qua è il taglio, questo è il terra più qua. Ancora adesso un tocchetto due? Lui è andato a casa. Mia la vita un po'. Però poi come sei il taglio? Madri era indipendente di Montenegro e cosa avevi detto ora? Per settembre del 70? Io ho fatto, ma io ero ancora appena finita la guerra che è sempre in previsione di questo taglio del Sile. Appena finita la guerra. E nel 50, niente, io espropriai e basta. Espropriai il terreno e ha trovato l'inizio dei lavori, insomma. E ti ricordi appunto perché? Aveva vendemmia. Aveva vendemmia, ero piccolo, avevo 8 anni, però dove abito mi? Vedo che lo fini in fondo, Magnoli. E questa qua, cosa sia? Questa qua c'è una cava, le cose è risetto così. È risetto, è una cava che scavava ghiaia e sabbia ed è aria del Sile, e c'era i balconi e portava via. Proprio a fiera così, fiera praticamente, il porto di fiera. Porto di Fiera, qua sei sotto San Antonino però. E noi sì, da sotto qua da San Antonino scaricava e caricava nel Sile. Nel Sile, i balconi che caricavano nel Sile. Nel Sile non aveva. Lavoro del scavo. E cosa vai a man? Guarda, ora bisogna vendere. Appena finita la guerra, essendo già diversa disoccupazione e sbandati, la gente che aveva fame, non sapeva come impiegarli, allora hanno iniziato il lavoro del taglio del Sile a mano. Carioli nel 50? Nel 45 appena finita la guerra. Dove è la banchina adesso là? Io cominciato. E dopo andai avanti per 2 anni, lavoravo perché stava sospeso tutto il lavoro. E l'hanno ripreso a settembre del 50 quando è dato la concessione alla Burgo di costruire la centrale idroelettrica. Allora, la rimanenza di taglio è stata fatta a spese della cartiera Burgo. Con mezzi meccanici? Meccanici, è logico. Era lo scavatore di Cecotto, un'impresa di Cecotto, noi avevamo un scavatore e ha scavato il terreno
da una parte e dall'altra facendo montaio, così. Sì. Argini, una specie di argini? No, ha scavato il materiale da... facendo argine la parte della parte come taglioli. E dopo dove lo portare il suo terreno? No, è rimasto lì. È rimasto lì per anni. Dopo, l'impresa Mosole e altre imprese serviva questo terreno, l'hanno portato via per fare gli argini delle autostrade, anche gli argini qua della tangenziale. Il terreno è stato sfruttato per fare pieno, per contenere la ghiaia sulle autostrade. Quindi te ricordi? Sì, Madonna. No, perché voi che tu sei stato Massasone? No, ma se te vuoi dire? Sta iniziato e dopo ho iniziato con lo scavatore Secondo. Dove hanno costruito la centrale sono venute 3 ruspe, quelle che con la ruspa di Marzotto, che era una cosa pazzesca, che anni aveva questi bestioni che portavano via a terra. Caterpillar Sì, con la ruspa davanti, singolati. E eri Caterpillar, per caso? No. Vedo qua, scusa, vedo qua. Gli cingolati, che aveva la ruspa davanti, stava dentro e li portava sul terreno. Va bene. Dopo poi insomma non so poi, bisogna... No, gira a destra sempre Sant'Angelo. Hai fatto un insieme. I carrei, Ho visto tutta fotografia, non so. gli stai fatti, ieri i carrei, alzare l'argine in previsione della centrale. I carrei gli ha portato il materiale, la sponda destra, per alzare l'argine per contenere il livello in previsione dell'alzamento del fiume. Non un cartello, dove è scritto, stavo per L'alza non so... la vediamo qua tangenziale, se trovarvi. Ho dato punto. Quello sì, la fisica che c'è. Direi. È quasi un po' un casino passato. Attento perché è rosso. È in mezzo alla strada, scusa. Te così c'è un... No, vabbè, ma se sono in mezzo ormai... Non lo so, non cos'è altro? Succede la stessa cosa. Quello del Bergamo, secondo te, cosa c'è? Come mai che va sempre sotto acqua sulla zona? Via Ghirava ieri. Sì, mezzo marchito, mezzo metro d'acqua. A ora qua. Allora, sono andato a vedere a me, 7 e un quarto. 7 e 10. Le strutture... La cementizzazione. Le strutture, sì, questo è logico. Le strutture che sono fatte, la tubazioni per lo smaltimento dell'acqua è insufficiente per contenere queste stravaganze, perché qua va dentro una moto sul fatto d'occhio e non riesce. Però non è solo questo il fatto è dovuto al SILE. Il SILE non riceve, è un rigurgito. Perché non riceve? Perché in che casi ha, il SILE si alza di livello, alzando del livello non gli permette allo discarico di fluire dell'acqua. Ma è sempre stato questo? Però non si era mai risolto? No. Cioè, voglio dire, anche una volta si alzava il SILE, ovviamente, quel piove. No, come adesso, no, come tempi attuali. Questo è dovuto che i canali si sporchi, giustamente c'è presente Fofano, che mica più a portata. Adesso con poca acqua si alza subito il livello, è logico che qua non riesce più a defluire, perché alzando qua ti dà l'acqua qua a fare livello e pertanto a se ristagna. No, vai a sinistra. No, perché qua mi... vigili, ma poi vai a sinistra. Ti fa la multa una volta? No, mai. Lavorava a Euri. 47, centrale del Ponte della Roba. È stato in servizio nel 51. Ah, è così tanti, perché? Ho avuto degli inconvenienti, l'impresa... È il 47 e il 51, guardate 4 anni di servizio. Era ben un altro giorno secondo me. No, non basta, no, ti volevo. Ma sempre complimenti? No, devo puttino. No, non posso vivere. Nel 51 avevo dei problemi, nel senso che quando sulla costruzione non pensavo a trovare delle sorgive. Pertanto il getto della costruzione trovava delle difficoltà per fare il getto, man mano che gettava l'acqua portava via. Perché era sorgive, finché io dovevo incanalare l'acqua con delle tubazioni, io ho dei tubi, incanalare l'acqua, fatto la gettata,
gettata, e dopo i tappare queste tubazioni e poi fare un'altra gettata ancora sola, altrimenti non riusciva, la sorgiva andava sempre il cemento, Tremendo, che il fiume è nato 50, essendo stato un grande riflagio, l'acqua è entrata in centrale, vuol dire in Rio. sì, l'alzamento è in centrale. Entrando in centrale, gli alternatori sott'acqua e devono smontare fuori, altrimenti la centrale deve essere in servizio nel 50. Quindi si sta rimandando nel tempo perché io avevo questo inconveniente, se entrando l'acqua gli alternatori viene sott'acqua e devono smontare tutti i sopporti, il nafroio, e fare un controllo su vari alternatori se non vanno in corso tutte le spire e si sta inviando nel 51. Allora pieno. Entrare in servizio, vuol dire, Per i lavori nel 50 che comincia a valle del taglio. E sta la strada dell'Arge. L'Arge è stato rotto proprio nel 54 a centrale costruita. Era quindi quando questi lavori? Nel 54, in aprile. In aprile del 54. Da settembre del 50 fino ad aprile del 54. L'apertura del Sile Nuovo, il taglio del Sile Nuovo è stato fatto in aprile, il giorno, adesso ora del 15, va bene. Del 54. È stato proprio chiuso il Sile, il ramo del Silmotto e deviato il fiume. Nel cosa che avevi fatto era per chiudere una intestatura come quella che si vede adesso, insomma, che terra che vedi adesso? Con carattere non sto più. L'Asia è asiatica, No, l'hernia a disco mi colpisce. Allora, il Sile continuava, in realtà l'Asia tecnicamente hanno aperto il Sil vecchio, il taglio nuovo, il canale nuovo, l'hanno aperto in boccatura. Dopo, con due scavatori, uno avanti e una sulla riva dell'ingegner Cecotto, hanno messo tutte rocce, masse di rocce. L'acqua, prima di prendere il Sile nuovo, che era già aperto, ha dovuto alzarsi di 80 cm, perché aveva sempre la tendenza di andare sul Sil vecchio, sempre la curva. Da quando si è alzato 80 cm ha cominciato a deviare. Però ha voluto alzarsi 80 cm. E la chiusura, quella chiusura lì è stata fatta, sono di rocce. Sotto. Prima tutte rocce, massi. Tanto è vero che la corrente dell'acqua le portava a valle. Portava giù. Una volta messo tutte queste masse di rocce, ha cominciato a buttare dentro fango, terra, argilla a monte, e l'argilla cominciava a tappare, e alla fine venivano la diga. Ecco, e dopo una volta aperto il taglio nuovo, per riportare l'acqua, quando l'hai fatto? Che ha fatto dopo o successivamente per fare la chiavica che abbiamo visto? Qua è. Questa chiavica, è chiavica, questa qua è stata cominciata nel 50 subito, questa è stata costruita prima, subito fatta sul Sile. Sì. In modo che intanto chi scavava a valle, tanto che preparava, questa qua è stata costruita subito, fatta, tanto è vero, per farla hanno dovuto fare una qualificazione da parte qua. Hanno chiuso il Sile, un'ansa così con travi, potrelle, e hanno fatto un terrapieno e hanno fatto costruita la costruzione della paratoia. Questa l'hanno costruita, è rimasta lì ferma fino al giorno in cui hanno fatto la chiusura. Il giorno che ha fatto la chiusura E ora non funziona? no, Quindi l'ha aperta? questa sta aperta dopo per regolare il deflusso un po' di acqua sul Silvecchio. Ma questa qua è stata costruita prima. Contemporaneamente diceva? Prima, quando hanno iniziato i lavori della centrale del taglio del Sile, hanno cominciato a fare anche questa subito. Con lo scopo di garantire l'acqua che va Se un domani, se qua faceva l'apertura, e questa non era, come faceva a costruire questa qua? Questa è stata costruita prima che facessero l'apertura del Sile. Ovvio. Avete capito? Sì. Una volta costruita questa col cemento così, quando hanno aperto dopo, ho scoperto tutti in casa, questo qua, sta dentro. Il Sile, guarda, per subito. Il Sile qua faceva questa curva così, guarda, tra l'altro disegno perché faceva, va bene, proprio una curva. Era la curva del Biasetto? Del Biasetto, non delle Lavandere. O delle Lavandere. Qua era una vapore, Biasetto, si chiamava Biasetto. E qua adesso. Ho detto una di lavandere perché hai lavandere. Sì, no, lavatorio. E qua era il Silvecchio. Lui in sostanza qua, tanto che il vecchio, questo è il nuovo taglio, e qua è la strada che mi via Tappi. Tanto che prima di fare questo, cosa hai fatto? Lui ha fatto un terrapieno qua così, che di via le mura, non capivo. Tanto che si infilavano da dove qua, e qua era costruito la chiavica qua, non capivo. Se c'è la chiavica, chiavica, e paratoia. Niente da fare. Una volta che costruita la struttura in cemento, io che avevo via il terrapieno è rimasta. E il giorno in cui la centrale era costruita, qua, allora,
prima io avevo dato sto bypass qua, levato via, e l'acqua continuava qua, non aveva nessuna intenzione di andare per il Io avevo messo le rocce però intanto. No, qua non era niente qua. No, qua, no, qua, niente qua. Prima hanno aperto questo, perché si metteva rocce quando non era l'acqua, ha fatto una diga scarsa. Prima hanno aperto il sile nuovo, il sile nuovo. Una volta aperto il sile nuovo, qui è cominciato un scavatore a riva, era qua, e un scavatore a barche, che era qua, dentro, mettendo massi, qua, massi, mettendo questi massi, ha cominciato a chiudere. L'acqua, prima da prendere, ha dovuto alzarsi 80 cm prima da parte via qua, insomma, non è più, non avevo voglia di andare. No, perché adesso la curva che passa questa curva qua e il giro dell'acqua era È stato un lavoro immenso. e massi, dopo i massi, una volta messo i massi, io volta a settare la ma scherzo, io abitavo a vedere sempre là, una volta messi i massi per tappare le perdite e cominciava qua abbiamo fatto una montagna di terra, sì, dei massi e di terra e cominciava a buttare terra avanti, e a terra cominciava argilla a tappare e un po' fatto la chiusa. Capito? No. Lavoro, sì, ho capito benissimo questo è sempre Con due scavatori. No, perché c'è la natura che si ribellava. Sì, no, è impossibile, guarda qua è svolto, vedete trovare sui suoi carte e si fa proprio il torneo, insomma qua, la curva del Piaceto. No, che per chiaro che l'avevamo vista che pensavamo, quello che mi hanno via la bottiglia, ma visto che per far lavorare, che poi si sta intanto avanti quei lavori, questa finisce le diapositive, casa mi ha caldato, bene, casa non è avanti, non vedo altro più, se sono venuto dalla stera, telefono, significativa. Niente, Adesso, guarda siamo in discorso, perché giustamente qua nel 50 non era costruita centrale, non era niente, veniva capiena là, l'acqua del sile qua, tracimava sto asile e veniva da qua, è tutta acqua qua. No, su sti campi qua, dove l'ago, adesso te l'ho visto che qua non si usa il lago che viene dentro, è posato tangenziale, insomma, qua c'è il lago dove scavava il difetto. Il difetto, qua aveva già scavato allora? Sì, era già scavato. L'acqua del sile tracimava da qua, aveva superato l'argine, qua è tutta acqua. Nel 50. Siccome in previsione dell'alzamento del letto del fiume, sto argine qua era basso, allora io avevo fatto, qui carelli, questi dicevi, io avevo fatto a questa altezza qua un ponte a barche, perché qua era una barca, un ponte di pianoni, e qui binari, ponte a barche, che serviva a passare i carelli e portare il terreno sull'argine, e sta costruendo l'argine, da questo punto qua, essere l'argine, fino alla curva dei mulini Purina. L'argine destro è stato alzato fino alla curva dei mulini Purina. Addirittura? Sì. Così avanti? Sì, altrimenti... Il altro che te lo è artificiale, no? No, era più, no, però da Purina, e Enzo, questo è artificiale. Se ti va là, ti vedi, è rialzo, abbiamo vedi il possesso, poi la campagna basso. Non ho mai fatto, l'avevo usato. E allora cosa avevo fatto? Qui binari... che è tutto privato, non si può entrare. Come attendi, sì. Dai, ti va a farsi non sta chiusura qua, ti dentro di qua e ti va a drivarsi qua e ti vedi tutto quanto. Non mi gusta. Io di dire secondo il vento, ma è impossibile che. No, guarda, no, te lì, l'acqua, no, la fa paura, era vertiginosa, metà di notte così, vedi che era pazzesca l'acqua. Insomma, 80 cm, poi la scommessa scappare e letto nuovo. Ma se no, dopo sarà invasare, dopo sta invasare e basta, finito. E quel periodo, quando io sono stata chiusa qua, i pescatori qua hanno preso quintali e quintali di anguille, di cui anche Mesio era. Non si è crollato il prezzo dopo? No, perché? No, ma chiudendo qua, le anguille, tutte a siepe, salici, tutto sotto, mancando l'acqua e andava sola. E allora loro prendeva i battorei e nasse, tutto, insomma quintali da qua. Perché mancando l'acqua l'anguilla scappava dalla zona, veniva fuori dai sottane e fa tante bisate, ma andava giù, e dove andava, scusa, chiudendo qua, matematicamente andava giù qua, qua è stata stessa acqua, il livello era diminuito, era basso perché senza acqua, diminuendo il livello, il bisate che era alto, così cominciava a mancare acqua e andava giù in mezzo al sile, sul morto, in mezzo al sile, perché ci mancava l'acqua, andava in mezzo al sile, e che altri, qui battorini non si parla, un po' periodo, perché avrei fatto giorni.